I casi aumentano e ad Asiago tornano le mascherine all'aria aperta. Il comune dell'Altopiano, che già l'anno scorso aveva imposto l'obbligo delle mascherine nelle aree pedonali del centro storico, ripristina l'ordinanza. Scatta quindi la mascherina obbligatoria per tutte le 24 ore, 7 giorni su 7, in tutta la zona pedonale asieghese. Sono inclusi ovviamente plateatici e locali aperti al pubblico, piazze e vie. Dobbiamo stare molto attenti e per questo motivo abbiamo voluto ripristinare obtorto collo l'obbligatorietà dell'uso della mascherina nelle aree pedonalizzate del centro, dove si formano inevitabilmente degli assembramenti che sono molto pericolosi non solo per la salute dei nostri cittadini, ma anche dei molti turisti che frequentano la nostra località e che chiedono sicurezza e che chiedono anche prevenzione. La spinta in questa direzione non è solamente amministrativa. Asiago e il suo tessuto commerciale e produttivo stanno seguendo da tempo una linea ben precisa. Noi stiamo facendo attività di diffusione, di divulgazione e abbiamo elaborato un protocollo di Asiago Città Sicura che è stato sposato dai nostri operatori, dai nostri albergatori, dai commercianti, da tutti coloro che operano a contatto con le persone, per poter dare un'immagine di sicurezza e per poter dare un'immagine anche di serietà a quello che è il servizio che noi forniamo ai moltissimi turisti che frequentano la nostra terra.